Euroregione.news. Pietro Pittaro, da Bertiolo al mondo. Dal 1960 al 76 direttore della Cabert, dal 78 al 93 sindaco e da sempre coinvolto come presidente della commissione per la festa regionale del vino friulano. Eleonora Viscardis, sindaco di Bertiolo, per la consegna del riconoscimento alla memoria. Mi permetto di definirlo un evento. Questa sera consegneremo il premio Un vino doc per un friulano doc a Pietro Pittaro ed è la prima volta alla memoria. Pietro Pittaro è stato anche presidente della giuria che assegnava questo riconoscimento, che dal 98 nell'ambito della festa del vino a un friulano che con la sua professione o le sue attitudini ha dato lustro alla patria del Friuli. A Pittaro non l'abbiamo mai potuto assegnare perché lui diceva non lo farete quando io non ci sarò più. A un anno dalla morte di Pittaro, che è mancato il 24 marzo del 24, stasera gli consegneremo questo riconoscimento. Coreografia di questa serata, di questo evento, c'è la FVG Orchestra che si esibirà in un repertorio del bel canto, altra passione di Pietro Pittaro. È stato una sorpresa ricevere una chiamata da Eleonora, dal sindaco di Bertiolo, e sentirsi proporre di prendere il posto di Pieri Pittaro come presidente della commissione per l'assegnazione del premio Friulano Doc. Ed è stata esattamente la prima domanda che ho fatto a Eleonora. Ho detto: ma perché non glielo abbiamo assegnato prima? Ha detto semplicemente perché lui non l'avrebbe mai accettato, però abbiamo ritenuto giusto incastonare la figura di Pietro Pittaro nei ricordi e nella memoria e nella tradizione del nostro Friuli, perché è stato un protagonista indiscusso non solo dello straordinario mondo del vino, ma di tutta quella che è la cultura che persone come lui riescono a mettere insieme, a costruire e a tramandare. In questo evento interverrà la FVG Orchestra, perciò un'orchestra della nostra regione di assoluto prestigio, che si esibirà in un concerto, in un repertorio classico, quello proprio definito del bel canto, perciò lirico, musiche liriche, e anche questo riconduce, è come un filo conduttore che riconduce a Pietro Pittaro, perché lui è stato amante del bel canto, ma è stato anche un mecenate in questo campo, perché ha organizzato spesso delle situazioni, dei concerti, e ha dato spazio a tanti giovani cantanti nel mondo lirico di potersi esibire, perciò è un omaggio che va sempre a lui e con un'orchestra di assoluto livello della nostra regione, diretta dal maestro Paolo Paroni. È un maestro con una carriera ormai molto importante, perché ha toccato tantissimi teatri a livello nazionale, da New York all'est Europa, e tantissimi teatri importanti. E permettete un piccolo appunto di orgoglio: ai Natali suo papà era originario di Bertiolo, perciò restiamo sempre con questi fili che sembrano intrecciarsi in qualcosa che parla comunque, si esprime in questo territorio. Da Bertiolo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.